Siamo nel sito di Sunuragi, nel comune di Seulo, e stiamo visitando un nuraghe monotorre costituito da conci in scisto, che è la pietra locale. Il monotorre come si presenta? Innanzitutto sono stati fatti dei lavori almeno di consolidamento e di pulizia di quella che è l'area da parte del comune, e già nel lato settentrionale del nuraghe si può vedere il basamento di roccia su cui si appoggia appunto il nuraghe. Internamente è costituito da una camera circolare con due nicchie, una poco profonda nel lato settentrionale e una parecchio profonda con un andamento che segue un andamento curvilineo che segue la muratura del nuraghe nella parte meridionale della struttura. Il tetto è scoperchiato, originariamente era chiuso completamente a tolos, di cui adesso rimane gran parte della camera. Una camera, se inquadrata dall'alto, è perfettamente circolare ed è costituita da sempre massi di scisto disposti quasi a filari ordinati, rincalzati soprattutto nel lato meridionale da numerose zeppe e piccole lastrine. Dal tetto si osserva che a metà della camera, quasi sopra l'ogiva della nicchia, c'è una sorta di piccola lastra spezzata, come se anticamente fosse un po' più ampia e ospitasse, per esempio, non so, il punto ideale per sistemare una torcia o una lucerna che illuminasse l'ambiente interno, ed è l'unico punto proprio costituito da una sorta di lastrina che spunta dal paramento murario, quando gli altri massi invece sono posti ordinatamente e non risaltano tanto da quella che è la muratura. Abbiamo detto nel lato meridionale c'è una nicchia, la sezione è di forma perfettamente ogivale e c'è l'opportunità di penetrare nella nicchia in quanto non ha poca profondità, ma ha diversi metri di profondità e segue quella che è la massa muraria. Si inoltra all'interno della massa muraria e praticamente è disposta sotto la scala che permette di salire al primo livello. Questo ci fa pensare, insieme ad un altro accorgimento, che anticamente la torre fosse molto più piccola di quella che apprezziamo oggi, e poi successivamente venne aggiunto un rifascio, venne creata la parete, le pareti laterali e venne creata la scala all'esterno dell'antico nuraghe che permette di salire su, e venne risparmiata questa nicchia laterale. Analizzando nel frontale il nuraghe, vediamo che esternamente da questa camera c'è una parete piatta, quasi come se il nuraghe fosse stato creato apposta con una faccia a vista, faccia esterna. A supportare l'idea che questo nuraghe, questa torre abbia visto due fasi edilizie, analizziamo adesso quella che è la facciata. Siamo all'ingresso della sala principale e se ragionassimo in modo canonico, anticamente dovremmo essere ancora all'interno del nuraghe, cioè dovremmo essere in mezzo ad un corridoio che praticamente conduce dall'ingresso principale, che anticamente doveva essere architravato, a quella che è la camera centrale, la camera principale. Però la caratteristica, la curiosità che contraddistingue questa struttura è che già la camera principale è rifinita sia nel basso che nell'alto da delle pietre faccia a vista. Cosa significa faccia a vista? Che hanno la faccia verso l'esterno, verso l'avventore, verso chi le guarda, rifinita, e quindi l'anima allungata, il peduncolo verso lo spessore murario, verso la parte interna.
Se questa parte fosse stata una parte interna della struttura, non avrebbe i conci rifiniti su questo lato, ma avrebbe i massi allungati che devono legare con gli altri massi reciproci che costituiscono il muraglione, e la parte più rifinita della struttura sarebbe esterna a noi. Questo, come ho preannunciato prima per la nicchia di sala, ci può suggerire che probabilmente la struttura è nata turrita, più piccola originariamente, poi è stato deciso successivamente di creare questa sorta di, lo definirei antis o rifascio murario attorno al nuraghe stesso, che inglobasse, creasse, lasciasse uno spazio qua per una nicchia poco profonda, mentre nel lato meridionale, a passare sopra quella che è la profonda nicchia di sala, la rampa di scale che conduce al livello superiore, al tetto della struttura. Anche qua si può vedere che i massi sono rifiniti verso l'esterno, verso la rampa di scale, e sono allungati verso quello che è centrale del muro, cioè il vero e proprio sacco. Abbiamo proposto l'ipotesi 1 che suggerisce che il nuraghe abbia avuto almeno due fasi edilizie, una che identifica la struttura che chiude la camera principale, e la seconda la creazione di un rifascio attorno alla struttura. La seconda ipotesi invece edilizia ci può descrivere, mi sembra un po' più papabile, più verosimile, che sopra il punto in cui noi stiamo si sviluppasse anticamente un mezzanino, cioè un piccolo piano ristretto rispetto all'ampiezza standard dei ripiani all'interno di un nuraghe, che sovrastava, che controllava l'accesso alla sala principale, perché in antico sopra di noi ci fossero delle lastre piatte non perfettamente chiuse e ci fossero degli spifferi tra l'una e l'altra che permettevano a chi stava collocato in un piccolo ripiano sopra il corridoio principale di osservare chi accedeva alla struttura principale. Questo non perché la struttura necessariamente dovesse essere una struttura di difesa, ma perché probabilmente, ponendo anche il fatto che potesse essere un luogo di culto, un eventuale gestore del sito doveva controllare e verificare chi accedeva o meno a quella che era la struttura principale. L'unico problema di fondo è che non si identifica dove è l'accesso per questo mezzanino superiore. Se la struttura muraria dall'alto ci mostra quella che è lo spazio, cioè le pietre sono disposte specialmente nel lato settentrionale a creare una sorta di gobba, una sorta di nicchia, quindi ci fa intendere che sopra questo spazio, sopra questo corridoio ci doveva essere una sorta di camera con una gobba, una camera circolare o semicircolare. Sul lato semicircolare non si individua quella che era la scalinata d'accesso o la scalinata o la porta che permettesse di fruire di quell'ambiente isolato. Probabilmente, visto le condizioni in cui si presenta il tetto, doveva esserci una piccola scala di 2 o 3 gradini che permetteva, una volta raggiunto l'apice della struttura, di riscendere nella parte anteriore, ricordando che siamo nel lato orientale, i quadranti orientali, i quadranti del sole nascente in questo momento. Allora, probabilmente questo è un esempio di nuraghe anomalo. Nonostante la forma classica, sembrerebbe un nuraghe in antis, cioè alla torre aggiunsero quelle che erano 2 ali anteriori, 2 antis, 2 muri curvilinei che anticipavano la struttura. Perché? Se osserviamo bene la faccia della struttura, osserviamo che è piatta,
con le pietre a vista sull'esterno. Se invece fossero state parte di una massa muraria, rivolgerebbero verso di noi i peduncoli, cioè la parte appuntita del masso che andrebbe a legarsi con il corrispettivo, e creerebbero in questo ambiente una sorta di muro a sacco, a meno che la situazione non sia anche un'altra, e qua sopra venne ricavato un mezzanino superiore, cioè venne lasciato un ambiente aperto in modo che sovrastasse quello che era l'accesso alla struttura.